8 milioni di euro in arrivo dall'assessorato regionale alla famiglia e delle politiche sociali per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole siciliane. In particolare 5 milioni di euro sono stati destinati ai distretti sociosanitari per gli allievi delle scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e 3 milioni di euro alle città metropolitane e ai liberi consorzi comunali per le secondarie di secondo grado. Attraverso queste forme, che vengono aggiunte allo stanziamento già previsto per l'anno in corso nel bilancio regionale, dice l'assessore Nuccia Albano, manteniamo il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni esistenti, scongiurando eventuali interruzioni di servizi essenziali che mirano a migliorare la qualità della vita dell'alunno con disabilità, favorendone l'integrazione nel contesto scolastico. I distretti sociosanitari avevano già ricevuto 5 milioni di euro per gli alunni delle scuole comunali dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. L'importo viene assegnato sulla base del numero fornito dai singoli distretti dei minori con disabilità gravissime e riconosciuti come ad alta intensità di cura dall'unità di valutazione multidisciplinare o dal medico specialista dell'ASPE di residenza dell'alunno. Le città metropolitane e i liberi consorzi comunali avevano già ricevuto 35 milioni di euro sulla base del numero degli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado assistiti.